Non più solo un evento, ma un processo di 2 anni di lavoro col dichiarato intento che tutti possano far sentire la propria voce. Prossimo ottobre tutta la Chiesa inizierà un cammino sinodale che porterà al Sinodo dei Vescovi che sarà celebrato nell'ottobre del 23 con il tema Chiesa sinodale, partecipazione, comunione e missione. Lo spiega a Vatican News il Cardinal Grech, segretario del Sinodo, perché la comunione di cui tanto nella Chiesa si parla oggi non può più essere solo quella gerarchica. Le decisioni si prendono iniziando dall'ascolto di tutti i battezzati. Quel camminare insieme che appunto Sinodo vuol dire si realizzerà così, spiega un dettagliato documento diffuso oggi su impulso e con approvazione di Papa Francesco. Inizio solenne con 2 celebrazioni, il 10 ottobre 2021 a San Pietro e il 17 ottobre in ogni diocesi. Confronto finale in assemblea fra vescovi in Vaticano a ottobre 2023. Nel mezzo la sostanziale novità è che l'Instrumentum Laboris, cioè l'ordine del giorno dei lavori, prenderà forma in 2 precedenti fasi distinte, una consultazione del popolo di Dio in ogni diocesi e un altro confronto poi a livello continentale. Sarà un'esperienza, conclude Grech, che ci insegnerà molto su come essere sempre più in futuro Chiesa sinodale.